Io ero rimasto che per le riprese, allora l'ingresso in aula lo possono fare consiglieri, assessori o dirigenti in caso di provvedimenti. Per le riprese c'è la struttura. Siccome vedo che c'è anche gente che non fa parte della struttura grafica della regione, come funziona? Ognuno di noi può far venire in aula il proprio assistente che gli fa foto e video, c'è stato un cambio dell'ufficio di presidenza su qualche delibera. Le chiedo perché, insomma, vedo che qualcuno si fa venire il suo consigliere a farsi il video che viene più bello delle telecamere ufficiali sul web, se è previsto anche io chiederei ai miei di entrare. È iniziato così durante una seduta del Consiglio regionale il botta risposta tra Montanariello e il presidente Zaia, nato dal fatto che il consigliere Dem abbia contestato la presenza di addetti esterni alla struttura, evidenziando come Zaia sembrasse non conoscere il regolamento che invece ne vieta la presenza. Recepisco l'osservazione, la tratteremo in ufficio di presidenza e daremo una regola per tutti. No, Presidente, non ha capito che c'è già una regola. Forse non ho dono da chiarezza, ho detto che ho capito. Eh sì, però se ha capito e mi dice che faremo una regola per tutti vuol dire che ha fatto finta di capire. Io le sto dicendo, se ha capito, le chiedo a lei, al segretario generale, l'applicazione di regolamento e statuto in materia. Io non ho letto il regolamento. Non sono bravo come te. No, Presidente, invece guardi, la differenza tra me e lei è che io posso non leggerlo, ma lei che è Presidente del Consiglio e ci spiega come funziona, lo dovrebbe leggere prima degli altri. Alla fine il colorito dibattito si è concluso con l'applicazione del regolamento da parte del Presidente Zaia, che vieta di fatto le riprese social in aula. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. I commessi sono incaricati a vigilare sull'osservazione dei regolamenti e provvedere su ordine del Presidente all'allontanamento di chiunque abbia turbato l'ordine. Il Presidente, per favore, nel caso di disordini può altresì ordinare lo sgombero dei settori riservati al pubblico. Bene, applichiamo il regolamento. Penso ci sia altro da aggiungere.